Ancora un paio di minuti. Maria Carlesi, diciamo Confimi rappresenta raggruppa 46.000 imprese manifatturiere. Cos'è che distingue Confimi da altre associazioni industriali come Confindustria o tante altre ancora? La dimensione prevalente delle nostre aziende, delle aziende associate, è la piccola impresa. In realtà andiamo dalla micro fino alla media impresa, ce n'è anche qualcuna di grande che è rimasta associata magari per storicità, magari per tanti altri motivi. Di fondo noi cerchiamo di essere molto presenti, molto legati al territorio, e questa è una caratteristica fondamentale, nel senso che comunque noi abbiamo un'espressione del nazionale, però di fatto operiamo tantissimo sulle varie territoriali e cerchiamo di mantenere anche delle iniziative che possono essere diverse da un territorio all'altro in funzione delle esigenze del territorio stesso. E questa è una nostra peculiarità e ne andiamo molto fieri. Poi per il resto, per quello che riguarda la rappresentanza delle aziende, quello che vediamo noi come Sistema Italia, si è detto se ce la faremo a superare anche questo momento di crisi. Secondo me ce la faremo, perché comunque come sistema noi siamo caratterizzati da una forte resistenza, da creatività e da capacità di essere pragmatici e intraprendenti, come ho detto prima. Però in tutto questo abbiamo anche delle forti difficoltà, dei problemi che come sistema ci appesantiscono tantissimo. È stato parlato del fisco, perché è organizzato in una maniera che probabilmente non è efficiente e alimenta una spesa pubblica che non è gestita probabilmente con una distribuzione che è quella auspicabile, almeno dal nostro punto di vista. Poi abbiamo una burocrazia che molto spesso di fatto ci lega tantissimo, ci rallenta. Si è parlato delle province, per noi è anche una questione di capire le competenze che vengono spostate da una parte all'altra e come rapportarci agli enti e alle persone chiave. È una difficoltà in più. Poi oltre a questo c'è l'incertezza normativa, perché comunque le nostre norme in un sistema molto complesso sono sempre soggette a interpretazione. E la quarta difficoltà che troviamo costantemente, e qui è un settore a parte, è la forza lavoro, perché purtroppo un po' per la denatalità e un po' per la tendenza che ha preso, la direzione che ha preso l'orientamento, facciamo veramente fatica a portare avanti le nostre aziende con i giovani. La carenza di manodopera.